Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, ben ritrovati. Allora, siamo qui oggi a presentare un'intervista a un compositore amico, insomma, che già diverse volte abbiamo incontrato, anche perché è stato insieme a Massimo, il qui presente Massimo Privitera, direttore artistico del premio Mercurio d'Argento. Noi abbiamo seguito sia l'edizione precedente che questa che è avvenuta qualche mese fa, e insomma Lorenzo poi io non lo so, personalmente lo incontro in ogni festival che ha a che fare con la musica del cinema. L'ho incontrato alla Music Comics qui a Romix di Roma, poi alla Roma Film Music Festival. Sempre un piacere incontrarlo, ma adesso Massimo ci presenterà questa intervista che lui ha fatto proprio a Lorenzo Tomio, perché l'evento insomma è decisamente importante. Il caro Lorenzo ha fatto la colonna sonora di una produzione veramente grande, internazionale. Dici un po'. Allora, parliamo di Dampir. Lorenzo ha realizzato queste musiche impattanti per questo primo film che segna l'avvio dell'universo cinematografico Bonelli. Quindi Dampir, tratto dall'omonimo fumetto italiano di Sergio Bonelli, è stato realizzato dal punto di vista proprio di partenza di questo Cinematic Universe bonelliano. È una trama molto fantasy, si parla di un uomo e una donna, cioè l'uomo è un vampiro, la donna è una mortale, si accoppiano e nasce questo bambino che viene chiamato Dampir perché è l'unico capace di poter contrastare la venuta abbastanza cattiva dei vampiri. Nei Balcani della guerra del 1992 succedono vari avvenimenti, massacri e contromassacri. Questo gruppo di soldati ha a che fare con i vampiri e chiamano in aiuto questo famoso Dampir. Allora, le musiche sono veramente, come dicevo, di grande impatto. Lorenzo ha fatto un lavoro incredibile e quindi ce lo facciamo raccontare proprio dalla sua viva voce. Ma non parliamo solo di Dampir, parliamo anche di qualche serie TV a cui ha prestato la sua musica, soprattutto Tutto chiede salvezza. Quindi, allora sì, allora interessantissimo anche per quello. Andiamo a sentirci l'intervista di Massimo a Lorenzo Tomio. Alla prossima. Ciao. E allora siamo qui con Lorenzo Tomio. Aspetta che faccio così perché mi sono preparato nel backstage. Vai Lorenzo, perfetto. Abbiamo sfondato il meta televisore. Allora, il meta PC dell'introduzione col caro amico Marco Testoni, che non vedete qui con me, ma che comunque ci teneva, ciao Marco, a presentare lui, Lorenzo Tomio, perché lo vede sempre di qua e di là, si incontrano per pura combinazione, sembra tutto proprio messo su agenda, in realtà non è vero, è per pura combinazione. Quindi, perché siamo due prezzemolini, sempre presenti, tutti i festivalini. ci vedo io a fare le siglette, fare gli stacchetti. Allora, iniziamo così in maniera frizzantina e spumeggiante, perché in realtà parliamo di un fantasy action horror, Dampir. Tra l'altro, mentre io dico che cos'è Dampir, il mio caro amico Lorenzo fa vedere la colonna sonora che è uscita in vinile. Fai. Ah, guarda che bello, tipo sul Ring. Guarda che meraviglia. Dampir, primo ad esordire cinematicamente la produzione della Bonelli, dell'universo cinematico di Bonelli, quindi anzi l'universo in realtà multimediale, perché poi in realtà non ci saranno solamente credo film, ma ci saranno anche serie TV e quant'altro. Però il primo ad esordire dall'omonimo fumetto storico di Sergio Bonelli è proprio Dampir. Dampir, cos'è Dampir? Dampir è il figlio di un'umana e di un vampiro. Per essere più precisi, una umana e un signore della notte, che è un vampiro di livello superiore. Quindi un upgrade, il Cavaliere della Notte upgrade. Più incazzato. Dark Knight, che non è Batman però. E questo Dampir viene chiamato durante la guerra dei Balcani nel 1992, se non mi ricordo male, a intervenire perché c'è stato un villaggio dove è avvenuto un massacro di tutti gli abitanti e i soldati che si trovano in questo villaggio capiscono che sono stati aggrediti, almeno si crede,
dai vampiri, e quindi l'unico essere a poter contrastare l'attacco dei vampiri è proprio il Dhampir. Esatto. Nulla a che fare con Blade, giusto? No, direi proprio di no, perché comunque Dhampir ha un'origine da leggende est-europee, quindi non c'entra proprio niente con Blade. Lo dico appositamente perché molti hanno detto ma il Dhampir sembra Blade. No, in realtà non c'entra un'emerita mazza. Zero. Allora guarda, allora il Bonelli, intanto Bonelli Cinematic Universe è Costra di Bonelli Entertainment, si chiama questa divisione di produzioni multimediali varie. Dhampir è la prima uscita cinematografica, sempre a Lucca Comics, che è stata la settimana scorsa. Hanno presentato anche i primi, credo, 5 episodi di Drago Nero, che è una serie animata prodotta con Rai Fiction, che andrà in onda sulla Rai, e poi stanno sviluppando anche il videogioco di Drago Nero, quindi anche quel ramo di Bonelli Entertainment sta andando avanti. E poi non lo so sinceramente, notizie ufficiali, l'unica notizia che hanno dato ufficiale di altre cose che stanno sviluppando è la possibile serie su Dylan Dog, prodotta da James Wan, un super mega regista che con quel genere ha una grandissima affinità, quindi come no, che è in buone mani. E infatti, perché poi lui è un esperto di horror, ma ricordiamoci che ha fatto anche alcuni Fast and Furious, ma però dobbiamo Aquaman, ovviamente, il DC Universe cinematico. Allora, invece parliamo della tua colonna sonora, perché la prima tua colonna sonora proprio da respiro intanto internazionale, perché comunque è una coproduzione internazionale, cioè un'impresa titanica vera e propria, perché tanto tutta la mole di lavoro che hai fatto, i tempi di realizzazione di questa colonna sonora, e poi al fatto che ti sei approntato e ti sei dovuto confrontare con un genere che ancora non avevi ovviamente minimamente toccato, che poi è un genere che ti piace, tra l'altro, perché poi tu hai avuto a che fare con roba molto minimale, molto intimista, commedie, drammi, poi parleremo anche di Tutto chiede salvezza, ovviamente, qualche intervento in roba comica o comunque poliziesco comica, parlo del Barlume, giusto? Barlume, sì, anche Maccio Capatonda, grottesco, comico, investigativo. Poi Piuma, Succede, ai fatti di film Punta Sacra, il documentario bellissimo tra l'altro, ma che tra l'altro, scusa, parentesi, che è appena uscito su Rai Play, quindi è disponibile per tutti, gratuito, eccetera, quindi da recuperare. Vi consiglio di vederlo, perché devo dire che è molto toccante, particolare e toccante, e devo dire che anche se ho dato 3 nella recensione al mio amico Lorenzo, ma in realtà 3 è ottimo come voto, lo dico sempre perché nessuno legge mai la leggenda delle recensioni, quante sono i famosi le nostre chiavi di violino, però effettivamente la musica di Lorenzo nel documentario, chiamiamolo docufilm, in realtà è molto molto attinente, risalta tutta la parte emozionale di questo documentario, molto toccante, come dicevo, che tra l'altro aveva vinto anche il premio di Rolling Stone e Fabrice du Cinema, la colonna sonora, scusa, parentesi autocelebrativa, ma brevissima, basta, non mi farò più. Dillo, se me lo dimentico, tu dillo. Perché cazzo, i premi sono importanti, perché denotano, vuol dire un grande successo, ma soprattutto il grande riscontro che effettivamente poi nelle orecchie del pubblico, diciamolo, non solo nella parte visiva, ma soprattutto nelle orecchie, hanno dato il suo perché. Quindi effettivamente se è stato premiato è perché è giusto che sia così. Ma torniamo a Dhampir e al vinile, perché è bellissimo, il vinile è troppo figo. In questo momento non ce l'ho tra le mani, ma tanto ce l'ha il mio amico. Allora, colonna sonora, dicevo, possente. Ho riscontrato, guarda, ti faccio una cosa in anteprima, perché ho scritto la recensione per Audio Review, che poi uscirà anche su colonne sonore, ma ti delineo 2 cose, vediamo se sei d'accordo con me per quello che ho descritto. Intanto ci tenevo a dire che il team di grandi numeri con i quali tu ti sei avvalso per questa colonna sonora, lavorativamente, professionalmente, si parla di Maddalena Pasqua, assistente alle musiche, che è Anthony Whedon alle orchestrazioni, Whedon, giusto? Whedon, sì. Che è stato il collaboratore di Johan Johansson su Sicario Arrival, quindi grandissimo nome. Daniele De Virgilio, consulente del suono, synth ed elettronica. Francesco Donadello al mix musica, che tra l'altro ha vinto il Grammy con la serie
incredibile, straordinaria di Chernobyl, con le musiche della Gudanottir, della Hildur, del premio Oscar, e poi Giovanni Guardi come music supervisor. In questa colonna sonora che ho ritenuto descrivente così: una sequenza ininterrotta di pagine sintetico-percussive violentissime alla Brian Tyler e temi gotici orchestrali in stile Tomio, ma in stile Wojciech Kilar, con qualche reminiscenza del Dracula di Coppoliana memoria. Giusto? Ci sono arrivato? Sì, c'è una citazione molto chiara, sì, assolutamente. Però Quindi... è una citazione chiara, anche se velatamente poi si va a mescolare col tema principale di che tu hai scritto per il nostro Dampir, che è questo tema che si ascolta tra l'altro diciamo che si palesa nel primo pezzo, se non mi ricordo, che tra l'altro è anche il pezzo d'apertura del vinile, che è quello là che si chiama A Dark Shadow in the Night, giusto? Esatto. Sì, guarda, quella è la... che soprattutto il vinile contiene 12 brani rispetto alla versione digitale che ne ha 21, ma questo ovviamente... Sì, quello è dovuto al fatto che i tempi per la stampa del vinile erano molto brevi, quindi fare 2 vinili risultava molto complicato e non saremmo mai riusciti ad uscire come invece voleva Bonelli per il Lucca Comics, ovvero la scorsa settimana, e quindi abbiamo dovuto per forza comprimere un pochino. Però c'è la somma di tutto quello che hai scritto. Sì, assolutamente. Allora, quel brano lì è il primo brano della colonna sonora, nonché il primo brano del film. È un lungo brano di circa 5 minuti e lì c'è il primo seme del tema di Dampir, perché la prima scena c'è la nascita di quello che poi diventerà il protagonista, e quindi lì c'è il primo seme che poi si sviluppa in tutte le successive connotazioni all'interno del film. Quindi sì, quello è l'inizio, ed è un inizio molto portentoso, diciamo, perché la scena comunque lo richiede, è la scena, diciamo, un po' più di stampo fantasy all'interno del film, ed è, non faccio spoiler, però è una scena in cui gli effetti speciali, insomma, sono molto presenti, e tutto lo stile anche gotico esce fuori subito, proprio molto prepotentemente, per poi cadere direttamente sul lato invece più legato al 1992, ovvero la guerra nei Balcani, e quindi la presentazione di Kuliak, che è il militare che poi si affiancherà ad Arlan durante tutto il film, insomma, che diventerà uno dei 3 protagonisti assieme a Tesla, che è la vampira che poi decide di pian pianino liberarsi del suo padrone, diciamo. Ecco, quindi diciamo sì, di passare dal lato oscuro al lato, tra virgolette, lucente, ecco. dal lato lucente, ma comunque molto incazzato. Anche perché la colonna sonora, cioè, devo dire che riscontri molto questa parte violenta, selvaggia, uso predominante delle percussioni, delle ritmiche, che mi ricorda veramente qualcosa di wild, proprio diciamolo all'inglese, proprio di selvaggio nel senso proprio atavico e primordiale del termine. Quello è dovuto anche al fatto che comunque tutta la prima parte del film è molto legata alle scene di guerra, quindi i militari sono molto, molto presenti, e tra l'altro, giusto per citare anche Riccardo, il regista del film, Riccardo Chemello, dall'inizio ha chiesto un approccio anche abbastanza potente e fisico per la parte dei militari. Difatti uno dei riferimenti, gli unici 2 riferimenti che ha dato ancora in fase di provini, ovvero luglio 2019, giusto per incominciare a mettere anche qualche data, ovvero 3 mesi prima dell'inizio delle riprese, erano Sicario, Dark Knight. Diciamo la parte più legata alla guerra è proprio quella di Sicario, e la parte più supereroistica, diciamo, e di action è quella legata a Dark Knight, che poi secondo me si è un po', come dire, persa nel mio modo di scrivere. Effettivamente, se ci possono essere dei richiami, dei rimandi, che qualcosa che può dare quel senso lì, ma in realtà poi si vira verso altri lidi, si vira verso la musica tua, quella di Lorenzo. Dicevi bene che prima il lavoro è stato grossissimo, anche di team, e per me è una cosa abbastanza nuova, nel senso che di solito lavoro principalmente, siamo io e Maddalena che lavora quasi sempre con me, che non è solo assistente ma che scrive assieme a me vari brani e vari temi, quindi è proprio un lavoro attivo il suo. Diciamo questa volta sì, hai citato giustissimo Daniele De Virgilio, che dall'inizio ha lavorato con me addirittura dai provini, e poi
nella, diciamo, parte finale del lavoro si sono aggiunti Anthony e Francesco Donadello, quindi quello è stato molto bello. In mezzo ci sono stati Davide Dall'Acqua, che è un fonico con cui lavoro da sempre praticamente, che ha lavorato con me e con Daniele e con Maddalena in tutta la prima parte di pre-produzione. Con lui abbiamo registrato tutti i solisti nel suo studio, e anche i solisti sono stati molti. Roberto Durante al pianoforte, tra l'altro, piccolo aneddoto, il pianoforte l'abbiamo registrato 2 volte, una volta con un pianoforte normalmente accordato e un'altra volta abbiamo registrato un pianoforte verticale molto scordato e spesso li abbiamo mixati assieme, perché c'è tutta la parte dei paesi in cui Arlan e Yuri, il suo assistente, diciamo manager giovane, viaggiano per i paesi dell'ex Jugoslavia, e lì c'è proprio un suono molto di stampo popolare. È molto balcanico, si sente proprio, però bello. Mi è piaciuto molto quel pezzo lì che tu hai chiamato, aspetta, ora ti dico, infatti Traveling with Yuri, che Esatto. è molto, quasi una polka mi ha ricordato Sì, nel suo andamento. Sì, assolutamente, molti semitoni con questo pianoforte scordato col cimbalom che spesso doppia pianoforte, quindi quella è stata una L'orchestra cosa. dove l'hai registrata l'orchestra? A Sofia o a No, Praga? l'orchestra a Budapest. Sì, e tra l'altro l'orchestra è stato molto figo, e non era solo orchestra, era orchestra e coro, ovvero c'erano circa 40 archi, 15 ottoni e 40 coristi, quindi ci sono alcuni brani dove il coro è molto possente e importante, sia nel primo brano che nel brano di uno dei combattimenti. Il coro è una presenza bella e forte, secondo me, che ha dato molto della parte emotiva e Sì. così scary, paurosa. Sì, ma tra l'altro sai che io citavo Brian Tyler forse per l'andamento ritmico molto violento, molto eccessivo, molto sempre in crescendo, però effettivamente ci sono dei tempi dispari in alcuni momenti, soprattutto nelle pagine action, molti tempi dispari che mi hanno rammentato il modo di scrivere, che poi è stato di insegnamento per tutti gli altri che si sono avvicinati all'ambiente action filmico, non solo, anche quello seriale, di Jerry Goldsmith, che è stato il padre, secondo me, della musica action per eccellenza, quella che ancora oggi c'è chi ne vive di rendita perché ha avuto delle idee incredibili. Però su quel substrato, sotto tutta la parte percussiva, la parte ritmica, la parte violenta, io ci ho sentito quei tempi che mi sono piaciuti tantissimo. Poi ovviamente tutto modernizzato. È anche un riferimento alla musica balcanica, nel senso che i tempi dispari sono abusati ed è per loro materia quotidiana di studio di suono, quindi Bartók e tutta la scuola dell'Est Europa è molto molto presente i tempi dispari, insomma, quindi anche quello è stato un elemento, e difatti andando a registrare a Budapest è stato molto molto semplice suonare questi tempi dispari che così a metronomo, precisissimo, è stata una cosa veramente pazzesca sentire come hanno approcciato subito con molta aggressività i 7 ottavi, gli 11 ottavi, queste cose molto che non è così semplice da affrontare. Quanto ti sei divertito a scriverla? Allora, io sono super contento perché è veramente tipo il sogno da ragazzo di fare questo tipo di film, quindi per me è stata una cosa pazzesca, cioè molto molto bello. E oltre all'orchestra, anche andare a lavorare con Francesco Donadello è stato molto figo, ovvero 2 settimane piene di lavoro a Berlino nel suo studio, che tra l'altro è proprio il piano sotto la casa di Hildur, quindi è proprio vicino. Casa e negozio, Casa e bottega, sì. Ed è stato veramente molto, cioè per me è veramente entusiasmante lavorare con queste persone che sono super disponibili e umilissime, eppure hanno una professionalità pazzesca. Anche lavorare con Anthony Whedon è stato soprattutto vedere come seguiva e dava indicazioni durante le registrazioni, per dividere le sezioni dell'orchestra, per spostare parti, rivedere raddoppi. È stato per me veramente una masterclass pazzesca. Tra l'altro, parentesi, visto che hai citato Brian Tyler, all'inizio ho scambiato vari
così varie chiacchiere, telefonate con Max Lombardo, che lavora spesso con Brian, per farmi dare qualche consiglio su come approcciare il lavoro sulle percussioni, sulle registrazioni, ed è stato discussioni super interessanti e super utili con Max, quindi casualmente lavoro con Brian Tyler, ecco. E poi tutto questo si sente benissimo nella tua colonna sonora, perché effettivamente è potente, è massiccia, diciamolo proprio, perché è un ascolto nella sua interezza. Devo dire che non c'è un attimo in cui puoi tirare il fiato, anzi forse un attimo c'è, perché c'è il tema di Dampir per versione pianistica che chiude il vinile, e poi c'è il tema, quello della famiglia, che credo, se non mi ricordo, proprio che tu abbia chiamato Family qualcosa, Family Portrait, quindi proprio ritratto di famiglia, con quel bellissimo straziante violoncello solista. Sì, ma c'è anche un tema molto lirico, che è quello Fellow Passengers. Esatto, e quello è stato uno dei temi in cui Madda è stata più presente nella scrittura, ed è il tema che accompagna il trio quando si è formato e quando diventa una cosa sola. E il film viene esposto prima al pianoforte, in un pianoforte solo, in un dialogo molto intimo tra Arlan e Tesla. Viene ripreso poco dopo in un pianoforte con un'aggiunta di elettronica che muove un po' le carte, e poi viene ripreso in questa versione più orchestrale, molto piena, in una scena in cui i tre cominciano ad andare verso diciamo il terzo atto del film, ovvero la battaglia per così sconfiggere il primo grande nemico che incontrano, ecco. Quindi anche tu hai avuto il tuo tema della Compagnia dell'Anello, cioè per la formazione della compagnia che partono insieme. Infatti anche nel titolo devo dire che c'è quella citazione. Mi sa che Maddalena si è divertita tanto in questo senso. Esatto. Vi racconto un'altra cosa che vai. È stata così importante e utile. Nei solisti, oltre a appunto il lavoro con Roberto pianoforte, Massimo Raccanelli violoncellista che fa tutti i violoncelli solisti, Francesca Cescon che ha suonato un flauto basso, che anche quello è presente in vari punti, e Vittorio De Marin al violino solista. C'è piccola easter egg, c'è Umberto Smerilli che suona una parte di clarinetto, anche lì in stile balcanico, che però non mi ricordo se poi è arrivata nel film, però credo di sì che sia rimasta nel film, e sempre del tema della famiglia, e che ha questo tocco anche quello un po' balcanico, ed è stato bello insomma prendere un attimo Umberto e portarlo via dal suo studio per fare questa piccola cosa. Però un altro momento secondo me che per me è stato utilissimo e molto stimolante è stato ancora prima di cominciare seriamente la scrittura. Ho passato una giornata in studio, anzi 2 giorni, una di giochi e una di studio vero e proprio, con Flavio Tanzi, che è un percussionista, che suona tra l'altro nell'Orchestra Italiana del Cinema ogni tanto, con cui condividiamo spesso dei concerti o del lavoro sulla musica contemporanea, diciamo, in cui la ricerca sul suono è molto presente. E quindi abbiamo passato queste 2 giornate assieme in cui abbiamo giocato un sacco con le percussioni, con le Magic Ball sui timpani, con gli archetti sui piatti. Insomma, abbiamo fatto una sorta di library apposta per Dampir, che poi ho usato molto, che Daniele ha processato, e che sono stati degli elementi che abbiamo poi utilizzato in molti momenti. E quello è stato, a parte un momento secondo me proprio di così libertà creativa, ma è stato una cosa molto utile di creare questo suono che fosse nostro e solo nostro, insomma, solo per il film. Quindi quello è stato un altro momento bello. Che poi rende la peculiarità, la particolarità del lavoro stesso. Tra l'altro, parentesi, con questo ensemble con cui suono da ormai 15 anni, più di 15 anni, che si chiama l'Arsenale, spesso portiamo in giro una sonorizzazione di Nosferatu, di Murnau, in chiave molto contemporanea, ecco, e quindi è un altro tassello che si unisce a questo macro mondo, diciamo, vampiresco e di sperimentazione. Eri destinato, avevi il Dracula storico, e poi devi per forza arrivare a un Dracula moderno.
Vedi, Esatto. ci sei arrivato alla fine. Sì. Eri segnato. Ma non è che per caso hai 2 denti qua da qualche parte, i 2 incisivi? No, non mi pare. Sei pulito? Non più. Ce li avevo, ma non più. Ti sei già trasformato, bene. Esatto. Senti, ma non è che di solo Dampir vive il Lorenzo Tomio, perché diciamo all'inizio che tu hai spaziato tra i generi, sia televisivi che cinematografici, ma ultimamente c'è già in essere, è già in onda, se possiamo dire, ormai è un vecchio termine desueto, però ormai i streaming sono sempre in onda. C'è Tutto chiede salvezza, di cui la colonna sonora si può ascoltare insieme a Dampir anche su Spotify. È un lavoro particolarissimo, devo dire, elettronica ma con alcuni strumenti solisti. Mi ha ricordato un minimalismo molto particolare, giocato proprio sulla dinamica dei sentimenti, cioè ogni pezzo che tu come puzzle incominci a incasellare e crea un'emozione di più non solo nella storia, ma proprio dall'aspetto proprio visivo sonoro. Sì, guarda, innanzitutto credo che uno dei punti comuni tra i due lavori sia il tempo avuto a disposizione, cosa che tu accennavi prima e di cui non abbiamo discusso su Dampir, ma secondo me è un punto comune tra Dampir e Tutto chiede salvezza, perché Dampir ha avuto una gestazione molto lunga, nel senso che ha cominciato coi provini a luglio 2019, abbiamo finito il mix a luglio 2021, quindi è stato veramente 2 anni pieni di lavoro e con poi una piccola coda per 2 modifiche che avevano chiesto in dicembre, e Tutto chiede salvezza è cominciato il mese dopo, quindi io ho fatto i provini per Tutto chiede salvezza in agosto 2021 e abbiamo finito il mix a luglio 2022. Quindi anche quello è stato un arco temporale molto lungo e credo che nel lavoro avere la possibilità di poterci lavorare veramente e non avere i canonici, diciamo, 2-3 mesi che si hanno di solito a disposizione per fare la musica di un film, per me almeno è molto importante, nel senso che riesci veramente a entrare, a far sedimentare delle idee, a ritirarle fuori, a capire che magari questa idea funziona di più, questa idea funziona di meno, quindi c'è veramente un processo mentale, creativo che si instaura in un arco temporale più lungo, che non è quello di 1 mese o 2 mesi, dove devi entrare a gamba tesa su un progetto e magari ne hai appena finito un altro di tutt'altra natura, e quindi in questo senso i 2 progetti hanno un qualcosa in comune e così casualmente sono usciti a distanza di 2 settimane, perché Tutto chiede salvezza è uscita a metà ottobre e Dampir è uscito a fine ottobre, insomma. E l'altra cosa carina di Tutto chiede salvezza, sempre che citavi prima, è quella che è uscita la colonna sonora, ed è una cosa, diciamo, un po' anomala per le serie Netflix, nel senso che di solito, appunto, almeno qui in Italia, credo siano uscite pochissime colonne sonore di serie, forse solo Baby. È una cosa che così, a cui sia Netflix che ovviamente anch'io ci tenevo, e quindi c'è stata questa comunione di intenti e quindi è riuscita a uscire. E, il lavoro lì è stato ovviamente di tutt'altra natura, ed è stato, per me è stato bellissimo poter lavorare con Francesco Bruni, che è un regista che insomma non è assolutamente esordiente, come invece è Riccardo Chemello su Dampir, ed ha una visione secondo me molto bella dei sentimenti umani e riesce a raccontarli in una maniera proprio sincera. Quindi per me quello è stato, diciamo, il primo punto di contatto con Francesco, e la cosa bella è che si fida molto, si è molto affidato alle proposte. Non ci sono state, diciamo, momenti di scontri o di rottura, c'è stato un dialogo ed è stato secondo me un dialogo molto bello, nel senso che si è molto affidato alle proposte, senza imporre la sua idea, ecco. E secondo me è stata una cosa con tutti i reparti, anche con quelli che hanno lavorato al suono, con Roberta D'Angelo che ha fatto il music editor. Per me è stato un lavoro molto bello, e forse il primo lavoro mio su una serie di questo tipo, anche lunga, nel senso che ho lavorato al Barlume, ma è un altro tipo di serie, e prima cartoni animati, ed è tutt'altro tipo di lavoro, quindi è stato il primo approccio ad una serialità di questo tipo, più adulta, più emotiva, e alla fine mi è piaciuto, insomma è stato un bel lavoro, quindi sono ma poi ti contento. dico, io ho visto gli episodi e non è una musica che banalizza i momenti già enfaticamente portati sia dal punto di vista attoriale che dal punto di vista registico, che comunque è un discorso anche molto molto delicato quello che viene affrontato, attualissimo ovviamente,
però è una musica che sa sorreggere i momenti di silenzio. Questo Sì. c'è un articolo di Wired che dice proprio questa serie andrebbe proiettata nelle scuole, negli ospedali, dappertutto, e tutti dovrebbero vederla perché appunto, come dicevi giustamente, è un tema talmente attuale che coinvolge tutti, soprattutto dopo questi ultimi 2 anni pazzeschi che abbiamo vissuto. Sotto quel punto di vista diciamo, è arrivato in un momento in cui c'era bisogno anche di parlare di queste cose. Un altro punto comune con Dampir, secondo me, è anche la ricerca sul timbro, che è un po' una fissa mia da sempre. Sì, il contratto distintivo. Sì, e quindi sia su Dampir che su Tutto chiede salvezza c'è questa voglia di così mettere in gioco sempre una ricerca timbrica non scontata, insomma, quindi appunto per esempio il pianoforte di Dampir c'è una volta scordato, una volta accordato, c'è una grande ricerca sui suoni di percussioni, sui suoni di synth, su tutto quello che si chiama extended techniques, sugli archi, sugli strumenti a fiato, quindi l'utilizzo del flauto basso, quindi c'è una cosa anche un po' così, una fissa che mi attanaglia su questa ricerca timbrica. E su Tutto chiede salvezza invece è una ricerca che cade invece su tutto quello che è synth e sull'elettronica, ovviamente, dove la ritmica esce spesso. C'è un brano che si intitola Alessandro dove c'è questa ritmica molto presente. Ci sono c'è un brano dove il pianoforte è molto compresso e quindi escono dei suoni, anche dei rumori, diciamo, delle meccaniche del pianoforte, e in più lì c'è anche una canzone che Sì. Però esatto. devo dire che io anche le parti in cui ovviamente non c'è diciamo il cantato come in questa canzone, ovviamente, ma io li ho trovati cantabili tutti i tuoi pezzi. C'è abbastanza presenza anche di voce all'interno dei brani, che è la voce di Madda, che non si vuole far vedere. Lo so, noi le vogliamo bene, ma è timida. Sì. È una bella donna, è una brava ragazza, è simpatica, ma non si vuole fare vedere. Vabbè. Questa idea di cantabilità c'è assolutamente, sia nei brani dove c'è il pianoforte che canta il tema, sia nei brani dove c'è proprio la voce. Oltre a appunto questo lavoro su una sorta di piccolo coro che ha fatto Maddalena, per esempio, sì, ci sono dei brani dove c'è questo coro che riporta un po' ad una dimensione onirica. Mi ha ricordato quasi un ritorno all'essere bambino. Sì, perché c'è questo protagonista nella serie, Daniele, che ha questi 2 momenti che tornano all'interno della serie, ovvero il suo ricordo da bambino nei rapporti con la madre, che lo andava a prendere a scuola e che lui ogni tanto si fingeva malato per farsi venire a prendere dalla madre. E poi nella dimensione del sogno, nel senso che Daniele all'interno di questo TSO a cui è obbligato ovviamente a subire, durante dei sogni si trova a scrivere delle poesie che poi scriverà realmente, ed è un personaggio che è presente all'interno della camerata dell'ospedale che gli suggerisce alcuni testi in sogno, e quindi questa dimensione fanciullesca e onirica c'è assolutamente, quindi bravo. Grazie. Ho ascoltato bene e ho visto bene. Senti, ma no, scusa, volevo citare la canzone, stiamo parlando della canzone. La canzone è cantata da Sylvie Lewis, che è una cantante inglese. Casualmente ho trovato che ci conoscevamo già perché avevamo già fatto un brano assieme per un documentario che si chiama Bellissime. Sono andato ad un suo concerto con Maddalena e l'abbiamo incrociata e abbiamo detto: sai che probabilmente potrebbe essere proprio lei la voce giusta per il brano che stavamo scrivendo. E fatalità, era anche arrivato in un momento proprio preciso, perché quel brano è praticamente l'ultimo brano che è nato per Tutto chiede salvezza, perché eravamo già in mix e c'era stato indecisione su un brano da mettere su una scena del 6º episodio, e che Francesco Bruni mi ha chiesto: ma senti, ma non è che ti andrebbe di scrivere un brano originale?
problema è che mancavano 2 settimane al mix di quella canzone, di quell'episodio lì, e quindi era tutto da fare un po' di corsa, e fatalità, durante quel periodo Silvia era a Roma, e quindi l'ho intercettato e ho detto: vieni, hai voglia di venire, lei è super disponibile, e quindi è venuta e in un'ora, insomma, ha cantato il brano, ed è un testo molto, diciamo, semplice in inglese, e torna all'emotività di Daniele, che racconta di tutte le notti che sta passando lì dentro, e di tutti i sogni che fa di notte, insomma, le persone che rincontra durante queste nottate difficili, dove spesso non riesce a dormire o si addormenta sempre molto tardi. Ed è un brano in una scena molto importante e toccante, che è un punto di svolta della serie, e che non facciamo spoiler. Infatti. E niente, io sono molto contento di come è venuto il brano. Non mi capita spesso di scrivere brani per le canzoni originali per i film, però quando viene, e soprattutto viene bene, sono contento. No, ma questo è perché è una congiunzione di eventi, di momenti, di affinità elettive che poi si sentono nella musica, non solo. Senti, prima di chiudere con la famosa topica domanda che facciamo io e Marco, la movie song originale del tuo cuore, scritta appositamente per un film o una serie, Okay. Prima di chiudere voglio farti una domanda sul documentario che hai realizzato, che caspita, hai fatto le musiche per questo documentario, molto, anche questo molto particolare, cioè tu non ti lasci perdere niente di particolare, ecco, diciamo proprio così, questo aggettivo. No, guarda, anche quella è stata un po' una congiuntura astrale carina, perché è un documentario prodotto da Alessandro Greco e Morel Film, che è lo stesso produttore di Punta Sacra, e che è diventato un amico dopo il lavoro su Punta Sacra, e la particolarità di Alessandro come produttore è che riesce a trovare sempre dei progetti molto interessanti, particolari, a cui si affeziona e che porta avanti, e ne fa pochi, ma secondo me molto buoni. Il documentario si chiama Life is Not a Game, e il regista si chiama Antonio Valerio Spera, ed è il suo primo lavoro grosso, diciamo, il primo documentario, e racconta questi ultimi 2 anni che abbiamo passato, 2 forse 3 anni, attraverso gli occhi di Laika, che è una street artist romana, dal volto sconosciuto perché è mascherata. Quindi questa Laika non si sa qual è il volto, ovviamente. No, non si sa nulla di lei. Difatti nel documentario lei ha anche la voce, diciamo... si è artefatta. Il documentario appunto ripercorre questi 2 anni attraverso gli occhi di quest'artista, che è molto legata all'ambito anche sociale e politico. Quindi ogni lavoro che fa ha uno sguardo critico su tutto quello che ci accade. Quindi c'è un'opera su Patrick Zaki e Giulio Regeni, è molto attenta al tema dei migranti. Il film ripercorre questi 2 anni attraverso i suoi occhi, ed è un film, diciamo, abbastanza chiaramente suddiviso in 2 parti. Una prima parte che racconta più semplicemente le opere che fa, i suoi blitz notturni, diciamo di stampo un po' più pop, possiamo dirlo, e quindi anche la musica ha un approccio molto così diretto e dirompente. Ci sono dei pezzi di rock molto spinto, ci sono dei pezzi di elettronica molto spinti che accompagnano questi blitz notturni, e mentre una seconda parte più intima, in cui lei fa un viaggio in Bosnia per andare a vedere con i suoi occhi i campi dei migranti che cercano di fare quello che viene chiamato il game, ovvero passare da un confine all'altro. Ed è un racconto veramente pazzesco, in cui lei si trova anche a contatto con i migranti, e c'è un dialogo secondo me molto importante. E il documentario è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma con un red carpet molto particolare, in cui
in cui c'era anche lei mascherata con un vestito molto particolare in cui c'era una grande scritta All Refugees are welcome, e in teoria dovrebbe uscire, almeno in teoria, ma anche in pratica dovrebbe uscire in gennaio nei cinema, quindi speriamo. Ok. Senti, allora chiudiamo con la movie song che ti piace, scritta appositamente per un film o una serie, quello che è. Quindi dicela, che poi andrà su Classic Rock On Air, che è sempre il nostro partner dagli inizi, e dove va poi la pillola di questa puntata. Okay. Dai. Allora, a me viene in mente una canzone di uno dei gruppi che preferisco di più, che però non so se vale, perché è una canzone che è stata scartata ed è il brano che hanno scritto i Radiohead per Spectre, che poi non è stato preso, quindi 007, e che secondo me era un pezzo pazzesco e bellissimo, in perfetto stile Bond. Sì, però con un'orchestrazione di Johnny Greenwood che rispecchia il loro essere come band, come gruppo che comunque sperimenta con le armonie, con le melodie, con il suono, ma che allo stesso tempo è totalmente inserita all'interno di quel mondo lì di 007, quindi per me è quella. Anche se non vale, dico quella. Doveva essere quella sul film. Vabbè, ti ringrazio Lorenzo, è stato un piacere veramente enorme averti con noi. Quindi al cinema a vedere Dampir, poi Tutto chiede salvezza, che è su non mi ricordo dove era. Su Netflix. Vabbè, sì. Fai rivedere il vinile di Dampir, finiamo con Dampir, tanta fortuna, non ti fare vampirizzare e alla prossima. Va bene, grazie. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao.